È uno scontro affilato che fa scintille quello tra il sindaco di Vicenza e la Confederazione Unitaria di Base. La scorsa settimana la CUB ha riunito l'assemblea dei dipendenti comunali all'aperto a Santa Corona con la maledizione del tempo perché ha piovuto ininterrottamente. Nell'occasione era emerso un netto no alla proposta dell'amministrazione sul salario accessorio. Oggi però il duello continua e la CUB punta il dito contro il progetto di recintare Campo Marzo già ipotizzato in passato dal centrodestra. La Cuba ritiene altresì che non si possa implementare le politiche securitarie rincorrendo il centrodestra, bensì si debba puntare in sicurezza nel lavoro, in sicurezza seria degli edifici comunali a partire dalle condizioni del comando di Vicenza. Mi colpisce che ci sia un sindacato che invece di fare il sindacato fa politica. Non si capisce per quale ragione e in che modo l'idea di recintare Campo Marzo e di investire lì le risorse del comune possa essere un tema da affrontare sindacalmente. È forse un affronto ai diritti dei lavoratori. Davvero non si capisce. È così che si accende la miccia della polemica con il sindaco di Vicenza che non prende bene la critica sulle politiche legate alla sicurezza da parte della CUB e sul fronte lavorativo nega di voler modificare l'orario dei dipendenti comunali. Che l'amministrazione comunale avrebbe intenzione in maniera unilaterale di modificare l'orario di lavoro dei dipendenti comunali. Questo semplicemente non è vero, non è mai stato così. Questa la posizione di Giacomo Possamai, ma la questione più urgente per la CUB è quella dei salari. Domani pomeriggio la RSU sarà chiamata a votare la proposta dell'amministrazione che toglie salario certo ai colleghi dipendenti per assegnarlo alle 40 posizioni organizzative capi ufficio. Quindi per aumentare lo stipendio annuo dei capi ufficio il sindaco propone di decurtare la parte fissa del fondo, che è quella con la quale si pagano le indennità, le progressioni orizzontali per tutti i lavoratori. Una scelta, una richiesta, quella dell'amministrazione Possamai, che nessuno mai si era azzardato di fare nel passato.